Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87, sono ritornato ragazzi, ci ho messo la faccia, io ci metto sempre la faccia. È stato un periodo duro già per me perché sono stato male e poi ieri sera a botta finale, l'esclusione del Napoli, non la partecipazione del Napoli nella prossima Champions, ma era a botta finale, voglio. Però sono qui a commentare la partita di ieri ragazzi, è stata una stagione fallimentare questa del Napoli visti gli obiettivi che tutte e tre ha sfumato, la Supercoppa Italia con la Juventus, l'Europa League che siamo usciti praticamente subito ai sedicesimi se non mi sbaglio, gli ottavi, insomma siamo usciti con il Granada e poi ieri sera, ragazzi, ieri sera l'obiettivo Champions in casa nostra eravamo tra i favoriti e siamo andati fuori. Complimenti all'avversario. Il Verona, che si è dimostrato più squadra di noi, è venuto a Napoli e sembrava il Verona la squadra che dovesse giocare per l'obiettivo, che doveva centrare l'obiettivo Champions. Invece eravamo noi, ci siamo fatti sotto la paura, la mentalità, la concentrazione, la cattiveria, la grinta. Dove era? Dove cazzo stava? Ah, t'ha lasciata a casa? Dove cazzo era quella lì? Non si è vista una squadra che si cagava sotto, in dei mutande, voglio una squadra senza palle, senza coglioni, una squadra che doveva avere la voglia, la cattiveria di andare a vincere e di portarsi in Champions League, perché dipendeva tutto da lei, invece che ha fatto, ha pareggiato in casa con il Verona. Allora, partiamo dal fatto che il Verona, ragazzi, tutti la sottovalutate come squadra, perché tutti il Verona ha pareggiato. Lasciamo stare gli ultimi risultati che ha fatto il Verona, ma per me il Verona è una squadra che ha qualità, giocatori importanti e non è una squadra che è da Serie B, come ho sentito dire. Partiamo da questo presupposto e io la temevo già dall'inizio, l'ho detto ragazzi, attenzione a Verona, non sottovalutiamo il Verona, non è che poi alla fine ci viene a fare un risultato. Ta-ta-ta. Conosco bene il Napoli, conosco bene i polli del Napoli che sanno fatto fa fessa, perché i cali di concentrazione, un po' la testa alla Juve, al Milan, quando giochi delle partite importanti così e l'obiettivo è nelle tue mani, te devi pensare a te stesso, ne pensa a Juve che sta facendo e o Milan che sta facendo. Alla fine loro hanno meritato di andare in Champions perché hanno fatto le loro prestazioni, lasciamo stare l'Atalanta che magari non ha fatto la partita da Atalanta e il Milan ha vinto e la Juventus ha fatto una grande vittoria a Bologna, alla fine si sono meritati la qualificazione perché tu in casa tua hai pareggiato con il Verona facendo 2 tiri in tutta la partita. Questo ti fa capire che non hai meritato di andare in Champions, non l'hai meritato, nonostante negli ultimi 3-4 mesi è sembrato un Napoli brillante, un Napoli che vinceva e ti ha fatto anche sperare di aver ritrovato la mentalità giusta di andare in Champions. Invece così non è. Punto da capo, quello che hai fatto ieri sera, hai bruciato i 3-4 mesi che ha fatto pensare in positivo. Gattuso mi ha deluso perché ha fatto dei cambi veramente strani. Io non capisco Politano in panchina quando Lozano nelle ultime prestazioni non è che abbia fatto chissà chi, ha fatto un gol, ma che ha fatto stu Lozano? Te devi mettere chi momentaneamente, chi stava facendo bene, devi dare continuità alla crescita del giocatore, quello che stava giocando bene, no? Politano stava venendo da benissime prestazioni, infatti non che altro è stato chiamato anche in nazionale. Perché non ha giocato Politano? Vabbè, lasciamo il fatto che non l'hai messo titolare, ma nel secondo tempo secondo me Politano andava messo subito. Poi ragazzi, mi aspettavo tantissimo dai giocatori di qualità che mi hanno deluso ieri sera, i giocatori che stavano in forma tipo Zielinski, Di Lorenzo, Insigne, anche Osimhen che ha ricevuto pochi palloni proprio perché non si muoveva nemmeno lui, è stato un Uchiova ieri sera, mi aspettavo tantissimo da loro, invece passaggi sbagliati, non sapevano a chi passare il pallone e stavano fermi e facevano sempre le stesse cose, chi rientrava a destra, chi a sinistra, facevano sempre gli stessi movimenti. Partita letta bene dal Verona, Napoli bloccato lì, 2 tiri in porta,
una ripartenza da parte loro, un pallone lanciato in avanti e gol del Verona. Yusai, secondo errore stagionale che ci ha condannato a questa non qualificazione alla Champions. Yusai scandaloso, ragazzi. Ma come si fa a a perderti così faraoni? Ma come cazzo fa? Ma buttarlo pure in terra, fanno un fallo fuori area, ma non puoi concedergli campo così. Vabbè. Gli unici che si salvano ieri sera, ancora una volta, perché anche a Firenze è stato così, ragazzi, non è che il Napoli sia stato brillantissimo, sblocca l'episodio del calcio di rigore Rachmani a Firenze, ma dopodiché il Napoli è venuto fuori, ma nel primo tempo non è che sia stato un Napoli brillantissimo già a Firenze, Rachmani e Manolas, grande partita a Firenze, con il Verona si sono ripetuti lì, però alla fine non è bastato, perché se tu ti difendi, cerchi di difenderti, che poi dopo fatti il gol dovevi fare quello, invece la difesa alta, non so che cazzo stai facendo che la difesa alta così, vabbè, un gol incredibile che si è preso, neanche in Serie B pigliano gol così, lasciamo perdere, in attacco abbiamo fatto poco, ragazzi, a parte il colpo di testa di Petagna e il gol nel primo tempo che ha fatto Napoli, quando ha tirato in porta Politano che ci ha buttato un bocco portiere, che è stato uno dei tra i migliori, voglio dire, insieme ai due difensori centrali che ho citato, Politano che quando è entrato qualcosina ha fatto vedere, ma per il resto zero, ragazzi, pure zero, cioè, non meritate noi tifosi, questi giocatori, questa squadra non merita noi tifosi. Demme che fine ha fatto, non lo so, dobbiamo andare a chi l'ha visto, non so che fine ha fatto Demme, Bakayoko deve giocare tutta la partita, questi sono gli errori anche di Gattuso, i limiti di Gattuso, perché Gattuso, bravissima persona, grande uomo, rispetto per Gattuso. Anche io all'inizio stagione dicevo Gattuso non è il Napoli, poi mi ha fatto ricredere con i risultati, perché magari mancava la rosa, non era mai al completo, li ha avuti i giocatori, ha avuto i risultati dalla sua parte. Però nella partita più decisiva del Napoli, nella partita che conta, proprio abbiamo fatto schifo. Nella partita decisiva, sceso tutte cose, in demuta, tutto se ne è sceso. Non solo di Gattuso è la colpa, di tutta la società, ma in questo caso, visto che il Napoli aveva una rosa competitiva per il quarto posto, per almeno centrare l'obiettivo Champions, non lo hai portato, allora è giusto che finisce qui. Ti ringrazio per quello che hai dato al Napoli, un Napoli distrutto, l'hai saputo prendere, l'hai saputo riportare dov'è, a lottarsi la Champions, però alla fine dovevi arrivare all'obiettivo stagionale che hai fallito anche te, come tutta la società e i giocatori. Questo dicevo, perché mi hai tolto Zielinski e no Bakayoko? A parte questo, poi giochi con 5 attaccanti e un centrocampista, solo Fabian a centrocampo, ti sbilanci tutti in avanti così che poi ne hai fatto niente. Un altro centrocampista ti serviva per ricopertura, per far girare la squadra, perché Fabian Ruiz con i lanci lunghi e andava. Secondo me doveva giocare Demme in queste partite, era troppo fondamentale, troppo importante. C'è mancato il giocatore che guardava, l'attaccante che andava e gli dava il pallone filtrante. C'è mancato Demme in questa partita. Bakayoko che ci azzecca. Vabbè, è il tuo pupillo e insieme a te sono va purista, ma capite sta cosa qua. Stagione fallimentare di tutti, della società, dei giocatori e anche dell'allenatore che ci lascia. Ora, niente ragazzi, e che dire ragazzi, io sono ancora amareggiato, mi fa male tutto, cose, non ce la faccio più, ieri ho fatto fatica a dormire, chi rummevo, ho pensato le parole giuste da dire, quello che dovevo dire. Comunque complimenti alla Juve, al Milan, all'Atalanta e all'Inter, che sono meritatamente in Champions League. Noi ci meritiamo l'Europa League, perché questi qua non hanno cacciato le palle e la cattiveria che in questa partita di ieri sera contava, non l'hanno saputo fare, è giusto così. Ora ci sono voci sul possibile allenatore Consensao, Sergio Consensao, vediamo un po' ragazzi. Io ero per un ritorno di Sarri, perché secondo me Sarri poteva esaltare l'ambiente che aveva bisogno in questo momento. Noi tifosi abbiamo bisogno di una voce, di un allenatore, di un nome che possa fare esaltare tutta la piazza e che possa darci una garanzia. Un Sergio Consensao è tutto da vedere, ha fatto il secondo posto nel campionato portoghese, ha vinto una Supercoppa, mi sembra ha eliminato la Juve in Champions League, però non sappiamo cosa possa fare in Italia, no?
Con Sarri era una certezza, ma ragazzi, partiamo da quello che verrà, da supportare, perché noi siamo tifosi del Napoli, noi amiamo la maglia, dobbiamo supportare chi sarà il nuovo allenatore, chi sarà, si vedrà, voglio. Complimenti alle squadre che vanno in Champions League e complimenti a Verona per la prestazione che ha fatto. Il Verona in questo caso ha giocato meglio di noi, nel primo tempo quasi quasi andava anche in vantaggio se non era stato per Meret. Vedete un po', abbiamo pareggiato, cioè siamo andati in vantaggio per pur caso, un pallone lì in area, Rachmani se lo trova sui piedi, ragazzi. Cioè, questo ti fa capire come abbiamo sbloccato la partita e come poi è avvenuto il pareggio. Cioè, scandalosi. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi almeno al canale di Napoliello87 che voglio che sono candussicata nera. E noi ce ne andiamo a fare l'Europa League sperando che magari questo allenatore, se sarà Sergio Conceição, visto che lui allena il Porto, magari qualche piezza importante dal Porto se proprio sei tu l'allenatore, e che ci porti magari in finale di Europa League o magari ce la fai vincere. Quello sarebbe il sogno nostro, il top proprio, la ciliegina sulla torta, ma la vedo difficile. E poi spero che non ci sia un grandissimo ridimensionamento del Napoli, visto l'obiettivo che non è stato centrato. Tanti top vorranno andare via, da Fabian Ruiz a Koulibaly, spero non si rischi. E niente, voglio, con questo è tutto, buona giornata a tutti, nel modo di dire buona giornata, e sempre e comunque voglio, forza Napoli, sempre voglio.